abbiamo fatto una breve chiacchierata con Salvo e Alice. Alice, chiacchierando, abbiamo scoperto che viene dalla Cina. Sì, nonostante non abbia gli occhi a mandorla. Esattamente. Nata a Wuhan, cresciuta a Pechino, con l'accento bergamasco però. Ma allora, tu mi ha detto Salvo che tu sei in tournée da 2 mesi in Cina. Sì. Facendo cosa? Che ruolo? Ricoprendo che In ruolo? orchestra abbiamo fatto una tournée di un galà lirico, quindi arie d'opera, sinfonie d'opera. Facevo la parte del mio strumento, quindi oboe. Ok. Ok. E abbiamo girato la costa orientale della Cina, partendo dall'alto, arrivando giù fino al Vietnam. E abbiamo mangiato le cavallette. E? Responso cavallettoso? No, molto buono, cioè sono tipo gamberetti. Ok, sì. Sta consigliato. Ma Adesso lei saltella. esatto. Anzi, abbiamo detto che deve ancora scoprire tutta la stanza, Salvo, perché manca... Dopo la porto giù e la tranquillizzo io. Esatto. Però la cosa che li unisce è che è stato Salvo a portarla qui per la prima volta, questa sera è la prima volta. Perché lei mi dice Salvo, vengo dalla Cina. Dice, ho portato i libretti di Mao, che sarebbero i pensieri di Mao. Dice, Salvo, vuoi i pensieri di Mao? Gli faccio, ma che mi dai i pensieri? Mi bastano i miei. Giustamente, non voglio accollarmene altri, chiaramente. Ma la Cina condiziona. Positivamente. Allora, io vorrei chiederti, Alice, poi torniamo a Salvo, le differenze e le uguaglianze che vedi fra qua e Cina. Ma da che punto sotto di Da qualsiasi punto, da un punto di vista sociale, da un punto di vista magari di vita, cioè di come... Allora, da un punto di vista sociale, cioè loro come persone. No, però sembra una cosa razzista, ma non la voglio. Cioè non è. Cioè sono molto arretrati mentalmente, nel senso che loro sono tipo un sacco razzisti, anche se sono sotto il regime comunista, questa cosa in realtà non mi torna tanto, però loro tipo noi in orchestra avevamo un ragazzo nero che suonava la viola, non c'è stato verso di entrare in una discoteca una sera perché avevamo questo ragazzo nero e questa cosa mi ha fatto dire cazzo, cioè ragazzi siamo nel 2024 adesso vabbè. Però per altre cose invece sono dei fenomeni, tipo per quanto riguarda la tecnologia o cioè al ristorante non esiste il cameriere, la prima cosa che mi viene in mente, o se no i taxi, il pollice, cioè ti dicono cos'è. Certo è molto più connessa a livello tecnologico, avanzata, ma magari da un punto di vista anche, cioè adesso non vorrei dire una cazzata, ma non so da quanto comunque sono stati introdotti i diritti dell'uomo in Cina, giusto? Sì, no, certo, sicuramente. Per cui credo che sia un percorso un po' a gradini, magari. Sì, però è proprio la mentalità delle persone lì, cioè non è tanto il pensiero comune, cioè è proprio la mentalità dei cittadini che si trovano davanti a una persona diversa da loro e loro che tra l'altro, cioè, essendo in un paese così grande, così tanti, non sono mai usciti dalla Cina, quindi per loro era inconcepibile, ad esempio, il fatto che io non capissi i loro caratteri. Cioè loro mi parlavano, io dicevo guarda che non ti capisco, loro no ma leggi. Cioè come se noi gli mostrassimo una parola Sì. scritta col nostro alfabeto. Sapete perché i cinesi hanno gli occhi a mandorla? Attenzione! Non è razzista. No. Ok, per carità. No. E poi io vengo dal sud, ci mancherebbe. Ok? Allora, questo è ancestrale, sta storia qua, perché loro hanno gli occhi a mandorla. Allora, rientrava il marito dalle risaie, ok? Dopo un giorno di lavoro, rientra a casa. Oh, ciao moglie, cosa c'è da mangiare oggi? E lei, liso. No, ancora liso! E questa roba gli è rimasta. Questa è storia, ragazzi. Confermo. Direi aveva gli occhi molto Ma lei ha mangiato cavalletta, ancora non ci è arrivato. Cavalletta in brodaglia hai detto, vero? È ritornato 2 kg in più. 5 5 kg in più, beh, è vero. mangiando niente. Adesso è radicchio e polenta, quindi sta dimagrendo. E Guarda, cioè, è incredibile. La cosa molto bella è che tu, Salvo, hai portato lei qui in stanza e sei stato, da quello che ho capito, anche, diciamo, come
come dire, PR fondamentalmente, Che non sa, che per PR che vuol dire? public relation, cioè yeah. il fatto di comunque essere un tramite, che è una cosa che ha Sì, più sì, senso sì, ok. dire, per molti ragazzi che frequentano anche il conservatorio. Anche quei due è la prima volta che arrivano qua stasera. Ok. Puoi girare la telecamera? No. Si può girare, penso. Adesso Lui l'imbarazzo tocca a Matteo tutti. ha appena diplomato. Bravo! Grazie. 110 euro. Matteo. Penelope. Ok. Ok. Compone di giorno, scompone la sera. Compositore. Siamo veramente Penelope? Sì, sì. Lui, No, lui, no. Ah, lui? Lei è Elena. Oboe. Tu ti chiami Penelope? No, perché poi c'è La categoria dei l'abbreviazione, no? Penelopi. Sarebbe poi. Che poi, No, sono, no. che poi sono anche mezzi minchioni, però ci sta. Ok? va Sì, bene? beh, quello. Diciamo, nessuno è vergine. Hanno da tanta questo lato. fantasia. Tu dicevi infatti non sono intelligente, sono curioso. Per me è un sinonimo. Però. Sinonimo c'è chi lo fa. No, Che lo capivo? certo, ho capito. Io ti chiederei 3 libri che consigli. Ok. Allora, il primo che mi viene in mente sicuramente è Il Profeta di Gibran. Ok. Poi il secondo, Il Barone Rampante di Calvino. Sicuramente è un libro da leggere una volta nella vita, perché se siamo italiani e non abbiamo letto Il Barone Rampante, cioè, vai fuori dall'Italia. E invece l'ultimo è tipo un libro che non conosce nessuno, che ho letto, che si chiama Tu l'hai detto, di questa autrice olandese che si chiama Connie Palmer, mi sembra, ma non sono molto sicura. Che è strabello, parla tipo della storia dei due poeti maledetti, abbiamo chiamati così, che parla di quanto un rapporto può essere tipo distruttivo ma intenso allo stesso momento, ed è molto bello perché fa tanto pensare su... Questo come si chiama? Tu l'hai detto. Tu l'hai detto. Ok. Questi sono i 3 libri consigliati da Alice. E la cosa che ci piace, visto che la stanza è piena di frasi, è piena di aforismi, è piena di cose che la gente di solito torna a casa e magari 1 su 100 se lo ricorda, vorrei chiederti una frase che tu metteresti nel muro della stanza. Ok. Da buon amante della scuola cantatoriale, quelle sono, devo citare De André dicendo: dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Fantastico, ragazzi. So che state applaudendo anche se non potete in questo momento. La magia della diretta! Grazie Alice. Abbiamo con noi Salvo Minchia, da Catania. da Catania. Ci stiamo arricriando con Salvo. Minchia, mare. È una delle poche knowledge di... Questo serve ad avvicinarci. certo. Ok. A parte che il senso Non c'è nel nord e nel sud. È vero? Ah beh, certo, Non certo. c'è nel nord e neanche centro. Perché siamo persi. Vai, continua. Io ragazzi sono, cioè, voce del verbo arricriare, a me è piaciuto sempre un casino. Arricchirsi, ma all'espressione massima. All'espressione massima. È quello che tentiamo di fare questa sera con i consigli di Salvo. Abbiamo avuto Alice, adesso io ti domanderei, Salvo, 3 libri che vuoi consigliarci. Di libri non ti posso parlare, sai perché? Perché io quando inizio un libro mi piace, perché a me mi piace, ok? Poi ne vedo un altro, perché la curiosità è, anche se non dicono di intelligenza, ma io non ne ho intelligenza, ho solo curiosità. Vedo È un quell'altro sinonimo. libro, minchia, che bello sto titolo, aspetta lo apro, quindi tanto questo lo riprendo dopo. Prendo il secondo, poi ne vedo un terzo, minchia, che bello questo. Li accumulo e non li finisco mai. Quindi io sono un incompleto. Ok. Per quanto riguarda invece dischi, Io ti posso citare, sto periodo sto riprendendo Battiato, ok. ok? Che per voi giovani, non è che io sono vecchio, ok, va bene? Dentro, non sono vecchio, Certo. come tutti. C'è un pezzo scritto da Manlio Sgalambro, che era un filosofo che lavorava con Battiato, Ok. Il consiglio, che è un consiglio a tutti voi giovani. Bellissimo questo pezzo, bellissimo, alright? Quindi Battiato, poi c'è anche un altro bellissimo pezzo, Quando ero giovane,
Sempre di che vi Battiato. consiglio di ascoltare, ok? E poi per scendere nel profondo un pezzo che si chiama, è cantato tutto in dialetto catanese e poi lui conclude in latino, Ok. ok? Che è Ubuntu, cioè il conto finale. Bellissimo ragazzi, ve lo consiglio. Per tirare poi le somme, capito, di questi 3 brani. Consiglio finale. Arriva Right? Uconto. Bravissimo. Fantastico. Senza perdere tanto tempo, 1, 2, 3. Bellissimo. Salvo invece film, sei appassionato, li segui? A me mi piace La spada nella doccia. Che è so. Che neve sotto i 7 nani. Bellissimo. Alright. E poi non mi ricordo più poi. Tutta roba culturale. La lampo di Aladino. Oh yeah, anche tu. La lampo di Aladino è bella. Bravo. Bravo sto ragazzo. Ragazzi, ma io vorrei avere un salvo nella vita comunque. Cioè. Venite in conservatorio, vi faccio fare un giro soprattutto nell'aula percussione di Mattia. Ah, Mattia è un percussionista, ok. che è l'aula più bella che c'è. Dopo l'aula Mattia, di ciao opere. Mattia, No, quella dopo. saluta la scuola. Muta, non lo dire, muta. Fa schifo. È Orribile. piccola. Poi c'è un'acustica orrenda. E percussioni invece spacca. Bellissima. Sì. Venite a fare un giro, vi aspetto. Vabbè, cavolo, volentieri, certo. Più che Lui è il mio volentieri. numero. Certo. Andiamo assieme magari.